Riese Pio X si è svegliato sotto shock stamattina. La notizia della tragedia di Altivole e della morte di Elisa si è ben presto diffusa nel comune, dove la famiglia della ragazza si era trasferita da qualche anno nella frazione di Spineda. La studentessa viveva con il papà, originario di Venezia, e la mamma, entrambi 48enni, e con le due sorelle di qualche anno più piccole. Una famiglia felice, genitori orgogliosi della loro figlia maggiore, iscritta al primo anno di infermieristica, facoltà che frequentava a Feltre, paese d'origine della mamma, nella sede distaccata dell'Università di Padova. Impegnata nel volontariato nella Croce Rossa di Bassano, dove era nata nel dicembre 2001, Elisa sognava un futuro come infermiera accanto a chi soffre e per questo avrebbe dovuto iniziare oggi il suo tirocinio, ma lungo la strada che l'avrebbe portata al lavoro il destino le ha dato l'appuntamento più atroce. È una notizia che ci ha lasciato senza parole, una ragazza di 19 anni che muore andando a svolgere quello che sembra il primo giorno di tirocinio. Penso sia uno scherzo atroce del destino. Per Riese quello di oggi è un giorno tragico, spiega il sindaco, che nel pomeriggio ha incontrato i genitori di Elisa chiusi nel loro straziante e inconsolabile dolore. Ha portato alla mamma, al papà e alle sorelle la vicinanza di tutta la comunità. Fa male pensare a una ragazza di 19 anni che aveva davanti la vita, tutta la vita dei suoi sogni da realizzare, magari aveva l'entusiasmo di una nuova esperienza e invece finisce tutto così ci lascia sgomenti e senza parole. Si attende ora il nulla osta per poter fissare la data dei funerali che si svolgeranno nella chiesa di San Zenone degli Ezzelini. Per quel giorno l'amministrazione comunale sta pensando a come poter rendere omaggio ad Elisa. Penso si possa valutare anche di indire il lutto cittadino.